E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento un altro piatto storico della pasticceria siciliana. Stai parlando di un gatto di ricotta. Ma che cos'è questo gatto di ricotta? Innanzitutto dice proprio gatto con due T e l'accento sulla O, tutto il resto sono soltanto storpiature, perché un siciliano è una lingua. Fatevene una ragione, non bisogna mai vergognarsene. E adesso vi racconto un po' la storia. Il gatto di ricotta nasce appunto in Sicilia ed è un'idea che deriva dal famoso gâteau francese. Voi tutti conoscete comunque fondamentalmente come piatto salato, ma io oggi vi presenterò la versione dolce ed è semplicissimo da fare e veramente molto ma molto buono. Tutto ebbe inizio con la regina Carolina d'Austria nelle due Sicilie e la sede era a Napoli. Lei era ghiottissima della pastiera napoletana che, come tutti conoscete, dolce straordinario a base di ricotta. Però c'è sempre un però. Fece un pochettino la monellina, ha fatto un po' la birichina ed è stata esiliata. E il suo esilio avvenne nella provincia di Trapani, esattamente a Castelvetrano. Ella trascorse là intorno ai 90 giorni, giorno più, giorno meno, adesso non ricordo, e si dedicò tantissimo alla religione, come se fosse stato un po' un ritiro spirituale. Quindi stava moltissime ore a contatto con delle monache. Le monache, come tutti quanti sono state, quelle che hanno creato la vera pasticceria siciliana. Per cui, stando appunto in questo convento con le monache, la domenica si usava fare dei dolci e a quanto pare uno dei dolci preferiti della regina Carolina era appunto questo gâteau di ricotta. Oggi cercherò con la massima umiltà di riproporre la ricetta originale dell'epoca. Quindi vi dicevo, molto semplice, forse è più lunga questa spiegazione che poi l'esecuzione della ricetta. Gli ingredienti li trovate come sempre scritti giù nella descrizione di questo video con le grammature. Se altro dubbio o chiarimenti, ovviamente vi invito a scrivere tra i commenti. Sapete bene che io vi risponderò sempre molto celermente, ma adesso basta e tuffiamoci all'interno della ricetta. Occorre mettere all'interno le uova e lo zucchero e li farò montare per almeno 10-15 minuti. Deve venire bello spumoso, un po' come se si volesse fare un pan di Spagna. Inserisco lo zucchero e comincio a montare. Nel frattempo che montano le uova andiamo a lavorare gli altri ingredienti. Un'altra cosa che dobbiamo fare più velocemente possibile, giusto per dare il tempo appunto di ammorbidirsi, è quella di prendere l'uvetta e metterla in ammollo con un po' di rum. E inserisco il classico rum per dolci. Basta pochissimo da parte, basteranno circa una decina di minuti. Lavoriamo gli altri ingredienti, come vi dicevo. Allora, un ingrediente che per molti può sembrare insolito è la tuma. Per chi non lo sapesse, la tuma è un tipico formaggio siciliano fresco. Se siete interessati alle origini di questo formaggio, ma anche a tante altre ricette legate appunto alla tuma, cercate nel mio canale YouTube Andrea Matranga, Tuma di Geraci Siculo. Lì spiego un po' quello che sono le caratteristiche di questo fantastico formaggio e ricette tipiche appunto della località di Geraci Siculo, per cui vi invito tutti quanti ad andare a guardare. Allora, dicevo, prendiamo la tuma e la tagliamo a cubetti, nica. E la cubettiamo. Nelle ricette tradizionali siciliane la tuma è usata tantissimo. Una ricetta su tutti, per esempio, è lo sfoglio madonita. E anche questa ovviamente la trovate nel mio canale YouTube. Adesso dobbiamo far sgocciolare per bene la nostra ricotta almeno 2-3 ore, messa proprio in un colapasta e sotto un piattino, perché se no salvo il buon mondo. 2-3 ore sono secondo me più che sufficienti. Poi se la volete tenere di più è ovviamente meglio. Abbiamo praticamente quasi del tutto finito la ricetta. L'uova ci stanno finendo i montaggi. Andremo ad imburrare e a cospargere di pan grattato una teglietta di queste qua a cerniera 22 di diametro e possiamo cominciare ad assemblare tutti i nostri componenti. Ma prima di fare ciò io vi do un'alternativa. Per chi non dovesse amare particolarmente questi ingredienti, perché mi rendo conto c'è chi non ama la zuccata, perplessità nell'usare la tuma, l'alternativa molto più semplice e sicuramente anche un po' più golosa, per esempio per i bambini, che è quella di sostituire tutto quello che vedete qua, tranne magari la cannella e la mandorla tritata, e aggiungere soltanto gocce di cioccolato fondente all'impasto. Niente di più semplice. Una volta che avete unito e incorporato questi ingredienti, andate ad eseguire la ricetta per come adesso vedrete. Ma controllare montati l'uova e continuiamo la ricetta. Invito come sempre, se vi è piaciuto questo video, a mettere un like e condividere magari nelle vostre pagine social. Questo favorirà la crescita del mio canale. Io non potrò che ringraziarvi ed esservi veramente grato per la vita. E per chi ancora non l'avesse fatto, ovviamente è invitato ad iscriversi al canale e a cliccare sulla campanellina, in maniera tale da restare sempre aggiornato su tutte le nuove pubblicazioni. Ovviamente, come ormai già sapete, io ho anche un canale WhatsApp. Lì pubblicherò tantissime
ricette inedite. Quindi andate nel mio canale WhatsApp e iscrivetevi. Finito lo spot pubblicitario, ma piglio l'uova e continuiamo la ricetta. Guardate che bella montata, a nastro proprio, perfetto. Adesso piano piano inseriamo tutti gli ingredienti. Iniziamo a mettere la ricotta e mescoliamo pian pianino, cercando di mantenere il più possibile la montata. Dopodiché zuccata e ricominciamo a mescolare. Granella di mandorle, la tuma e in ultimo l'uvetta sgocciolata. Mescoliamo un'ultima volta, amalgamando per bene tutti quanti gli ingredienti e poi una volta ben amalgamati li trasferiamo nella nostra teiglietta. Un po' di pangrattato sopra, forno preriscaldato 175-180 gradi massimo, che le andrete ad infornare per 40-50 minuti. Andate controllando comunque sempre con uno spillo. Quando vedete che al cuore la vostra torta, il vostro gâteau è ben cotto, lo cacciate fuori e lo fate raffreddare per bene. Non apritelo subito, perché essendo comunque un dolce molto morbido rischia di mollare, ok? Lo inforno e ci vediamo dopo la cottura. Ed eccola qua, l'ho fatta raffreddare, il nostro gâteau di ricotta. Ora, è una torta rustica, come potete ben considerare che nell'antichità, più che al senso estetico, si badava più alla sostanza, quindi a quello che poteva essere il sapore e i valori nutrizionali. Quelle erano le fondamenta di un piatto. Poi negli anni il tutto si è evoluto, ringraziando al cielo, adesso si cura un po' più l'estetica, quindi magari non sarà bellissima, ma vi posso assicurare che è buonissima. Un consiglio: come vedete si è formata una conca, ok? Dovuto al fatto che io ho messo sopra il pangrattato. Ora non è che l'ho messo solo io, la ricetta originale lo prevede. Cosa succede tecnicamente? Il pangrattato obiettivamente porta del peso. Noi con questa torta potremmo ottenere tranquillamente un effetto soufflé. Cosa significa? Le uova, che sono ben montate, cariche di aria, in cottura il vapore acqueo fa sì che tutto salga su e formi quella bellissima cupola. Con il pangrattato sopra, questo peso impedisce questo gonfiore, per cui tende a dare questo splendore. Però anche questo ha il suo perché qua potesse tranquillamente un po' di frutta fresca dentro, lo usate proprio come contenitore, che secondo me sposa benissimo con questo gâteau di ricotta. Bella madre!